Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati. Abbiamo il piacere di avere nuovamente qui con noi in studio, era un po' che non ci vedevamo, quindi facciamo ogni tanto il punto della situazione, Riccardo Capitanio, che è il presidente della Federazione Moda Italia Veneto di Confcommercio. Allora, parliamo del settore del commercio, in modo particolare della moda, l'andamento di questo ambito molto interessante perché ha delle variabili che ci danno anche una connotazione di come stanno andando le cose dal punto di vista economico ma anche sociale sul nostro territorio, sia a livello nazionale che a livello territoriale. Poi parleremo di novità molto interessanti che possono riguardare tanto i rivenditori, i negozianti, i commercianti quanto i consumatori, e quindi di sconti e poi di pratiche non del tutto corrette che vengono regolamentate, di sanzioni anche, e quindi di conseguenze e ripercussioni, un miglioramento sostanziale per quel che riguarda l'operatività del settore. Allora, Presidente, per incominciare, dopo entreremo anche nel merito di queste novità che sono molto interessanti, e poi è giusto che i cittadini le sappiano, perché altrimenti passano in secondo piano, anzi in ultimo piano, ci sono ma nessuno le conosce, no? E magari neanche i vostri addetti ai lavori, tra le altre cose. Facciamo com'è andata? Intanto adesso inizia la primavera, quindi possiamo dire che la stagione invernale completamente si è chiusa, ci sono stati anche i saldi, si sono chiusi e tirate una riga, quindi? Bene, quindi grazie dell'invito. È andata complessivamente, la stagione invernale complessivamente è andata bene, quindi anche i dati nazionali della nostra federazione sono dati positivi, i dati di gennaio, quindi gennaio e febbraio, quindi parliamo del settore del saldo ovviamente, quindi dal 2022 al saldo 2023 diamo una percentuale dall'8 al 10%, quindi un settore che ha ripreso soprattutto la parte dei fashion retailer fisici, quindi la parte del negoziante. Che c'era stata una grossa sofferenza, no? Ovviamente hanno chiuso i negozi, avevano chiuso ancora i negozi al sabato e la domenica con decisioni che ormai sono state prese, ovviamente passiamo oltre, e hanno lasciato aperto ovviamente l'e-commerce, quindi una concorrenza anche sleale. Oggi ci siamo ripresi la nostra fetta di mercato con grande soddisfazione, perché abbiamo dei centri storici che stanno lavorando, delle persone che stanno passeggiando, stanno amando, hanno visto la differenza tra una città chiusa in Covid e una città aperta, quanto sia importante il commercio, quanto sia importante il turismo, quanto sia importante la cultura per rendere una città vera e propria. Ma anche forse l'esperienza, no? Vivere l'esperienza, anche questo, perché sì, comunque si è vissuto virtualmente, veramente virtualmente per tanto tempo, che comunque non c'erano altre possibilità, con degli orari un po' molto capestro e riduttivi. Invece il poter fare un'esperienza e anche entrare in un negozio, poter toccare con mano della merce è sempre un'esperienza sensoriale importante. Sì, abbiamo cambiato in 2 o 3 anni, abbiamo cambiato e stravolto, esatto. Abbiamo proprio anche la filosofia d'acquisto, il metodo d'acquisto, entrare nel punto vendita, entrare con la consapevolezza anche già di comprare, quindi il tasso di trasformazione è cambiato, quindi la gente quando entra nel negozio è più predisposta a comprare che prima del Covid, che entrava nel negozio e guardava esclusivamente, per lo più guardava e magari tante volte non comprava. Oggi si entra nel negozio e quando si entra si fa più volentieri acquisti. C'è il potere d'acquisto, c'è ancora? Sì. Dico c'è ancora perché alla fine diciamo si che anche infatti abbiamo avuto un'estate con dei cari dell'energia elettrica, i cari del gas, quindi tutte queste materie importanti per vivere, di cui gli italiani stanno pagando e hanno pagato anche di più. Noi avevamo questo punto di domanda per capire se le persone fossero state ancora disposte a spendere nei negozi, e abbiamo notato che hanno speso di più e hanno comprato meno capi. Cosa vuol dire? Che la gente sta dando importanza a quello che compra, quindi non compra più cose che non servono, ma comprano cose che servono, anche perché le materie prime
anche le nostre soprattutto materie prime, quindi il cotone, i filati, le lane sono importanti, sono preziosi anche per l'ecosistema, e quindi è giusto comprare un capo che sia stato lavorato con le giuste condizioni. Quindi lei dice ha premiato la qualità sostanzialmente, ma anche il fornitore di qualità, perché poi ci può essere una qualità non vera, no? Magari illusoria, legata alla firma, magari, che però in realtà qualità non è. Poi sì, dietro. Anche le firme stesse sono rientrate in Italia a produrre, con le problematiche anche di trovare la manodopera che avevano lasciato purtroppo per andare a produrre all'estero per ottimizzare i costi, e sono tornati e non hanno più trovato i lavoratori. Quindi c'è anche questo tema, che è un tema importante, un tema di filiera, un tema di ritardi anche di produzione, che coinvolge anche il consumatore finale, perché a scaffale la merce arriva tardi per un problema di produzione. Problema di produzione perché non si trovano operai di catena. Praticamente, cioè, le aziende avevano delocalizzato, non è andata bene come si sperava, o perlomeno all'inizio sì, poi c'è stato un qualche intoppo, sono rientrati, però stanno pagando lo scotto del rientro. Certo, perché non trovano il personale, non trovano i Questo dipendenti. cosa comporta? Vabbè, a parte il ritardo della merce sugli scaffali, anche dei rincari? Sì, sicuramente quando si ha meno merce, come regola di mercato, aumenta il prezzo, però ancora di più quando si ha meno merce si tende a produrre un prodotto di qualità, quindi ho meno cotone, produco meno capi però più pregiati, quindi una façon più corretta, una façon più senza buttare via la materia prima, che è una cosa fondamentale. Poi anche le nostre nuove generazioni, che sono molto attente all'economia circolare, all'ecologia, cercano sempre di trattare la materia prima come qualcosa di unico. E gli acquirenti comprano come prima, più di prima, al di là abbiamo visto la differenza, no, qualitativa, eccetera. Quindi, facendo i conti, c'è stato un guadagno anche da parte dei rivenditori, quindi una spesa importante da parte degli acquirenti, oppure c'è qualcosa che è cambiato radicalmente? Allora, la merce costa più o meno uguale, forse un 10% in più di media. Abbiamo meno merce nei punti vendita perché si produce con più parsimonia, diciamo. Certo che noi il nostro fatturato può essere anche aumentato, perché dai dati di Federazione Moda Italia parliamo di vendite superiori. Certo che per i nostri guadagni la nostra marginalità è diminuita, perché sono aumentate le spese. Ovviamente un negozio è acceso, le luci sono accese per l'arco di tutta la giornata, in più anche nell'orario di chiusura, quindi il costo energetico in primis, il costo del dipendente, e poi un problema molto attuale purtroppo sono le valutazioni dei nuovi affitti, quindi con l'inflazione di certo non sono ritardati gli aumenti gli adeguamenti del canone dei negozi. Quindi i negozi hanno i canoni di locazione che hanno avuto degli incrementi, nonostante magari il negoziante sia sempre stato lo stesso, non ha cambiato, fedele nel tempo? Sì, di media il 100%, l'11% di aumento, e su affitti già importanti, perché nelle località, nei centri storici, insomma, dove ci sono negozi importanti, di location importanti, già l'affitto, il canone di locazione importante si aumenta dell'11% e diventa ancora più importante, aumenta l'energia elettrica, quindi ancora meno marginalità, aumenta il gas, ancora marginalità, e quindi la vendiamo di più, però si margina decisamente meno. Esatto. Questo è un trend a livello nazionale oppure solo a livello veneto? No, è un trend a livello nazionale. Perché ovviamente ci confrontiamo sempre con la nostra associazione, con i colleghi, e le materie, i temi caldi sono sempre questi. Quindi il problema delle locazioni resta sempre quello, quindi praticamente chi ha la fortuna di avere un negozio di proprietà forse riesce a resistere anche meglio, ad avere margini superiori tutto sommato, sì. No?
Infatti purtroppo ci sono dei dati fatti da un'associazione di retailer importanti dove fanno vedere proprio che i negozianti storici sono quelli, ce ne sono di più e sono quelli più duraturi fino alla fine della generazione, perché tante volte ultimamente purtroppo vediamo generazioni che non continuano, fanno da altro. E i negozi più piccoli, i negozi anche gestiti dalla prima generazione sono i negozi, ce ne sono decisamente meno, attorno al 7%, e sono quelli che chiudono prima, ovviamente. Caspita, però c'era un trend che è stato segnalato per cui i punti vendita erano diminuiti in proporzione, mentre le filiali in qualche modo segnavano un aumento, quindi un qualcosa di particolare, così. Sì, il concetto è molto semplice, perché un negoziante oggi ha più negozi. Invece una volta c'era un negoziante e un negozio, valeva quasi 1 a 1, invece oggi per riuscire anche a gestire i costi del personale, a gestire anche merce in surplus e altre problematiche, avere un punto vendita non è più remunerativo. Esatto. Quindi è importante avere più, come avviene nella ristorazione, no? Che vediamo che se un ristorante, un punto vendita, diciamo così, di cibi o di produzione di cibi e bevande va bene, ne aprono anche altri, no? Quindi questa è un po' la tendenza anche nel piccolo e nel privato. Lei ha accennato però al discorso del personale e si lega proprio a questo, però di fatto ogni vetrina, al di là delle aziende, ogni vetrina ha ricerca commessa personale, sempre. Sì, è un problema, anche questo è un problema nazionale, quindi siamo passati da cercare lavoro, nel senso come i dipendenti che bussavano e portavano i curriculum, a noi ovviamente cercare. Il sabato e la domenica sono un deterrente principale. Il Covid purtroppo ha cambiato le abitudini, e i ragazzi che vogliono lavorare, loro vogliono il sabato e la domenica non vogliono lavorare, anche con uno stipendio magari importante. La ristorazione, sentivo proprio un collega poco tempo fa, diceva lui aumentava anche il problema degli stipendi, del reddito, aumentava il canone dello stipendio, però non riusciva a trovare, quindi non è neanche più un problema di busta paga, il problema è di libertà. Quindi abbiamo un nuovo concetto di vita, anche come Confcommercio, come Ascom facciamo diversi corsi per far star bene le persone all'interno dell'azienda, perché il capitale umano che abbiamo all'interno è un capitale che dobbiamo preservare. Quindi sono tutte risorse aziendali fondamentali, quindi far star bene un dipendente in azienda deve essere la base di qualsiasi attività. E allora, partendo da questa base, andiamo anche in pubblicità, fate le vostre osservazioni, le vostre domande, ci vediamo tra poco.